sacca, dopo 3 giorni c'ha un po' a vacca, taglia che forza che gli anni va luce. Il piatto di oggi invece è un piatto un pochettino più complesso. Abbiamo un groppoletto, della salsiccia, sempre le nostre cipolle e il nostro zaccherino. Andiamo a preparare il nostro piatto, vi faccio vedere la preparazione, molto semplice e veloce. Allora, per prima cosa prendiamo il nostro groppoletto e andiamo a sbollentarlo nell'acqua. Per cogliere l'acqua, un po' di sale, così. Nel frattempo prendiamo la nostra cipolla e andiamo a cuocere. Accendiamo, qualche minuto sempre. Facciamo sempre arrotolare per bene la nostra cipolla. Prendiamo dei tocchettini di salsiccia e andiamo i nostri tocchettini di salsiccia nella cipolla. Aggiungiamo un po' di pepe nero, qualche minuto. Sgoccioliamo il mozzarella. Non devono essere troppo cotti, se no si rischia di sgretolare tutto. Cinque minuti ancora e piatto. Ecco fatto. Andiamo a servire la nostra cipolla con i groppoletti salsiccia. La vestina c'ero io e la mamma tutta briata che aveva la figlia vestinata, contenta della figlia mia. Un buon appetito.